Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Gran Premio della Cina, settimo posto in griglia, poteva andare peggio, dai, pole position per Gigione, secondo Rosberg, terzo Daniel Ricciardo. Tempo previsto nuvoloso ma assenza di pioggia. Beh ragazzi, siamo primi nel mondiale insieme a Rosberg, ma Rosberg è primo chiaramente perché ha una vittoria in più. Vai ragazzi, Gran Premio della Cina, tappa sempre non positiva per il venezianone. Ok. Vai ragazzi, avevamo la McLaren davanti. Stiamo attenti, vai a sandwich come Niano. Grande partenza. Vai come first class. C'è Rosberg è pazzesco però Nicolino, Nicolino, mamma mia, guarda qua! Rosberg ci prova, ma il come lo risupera. Calma, come calma, relax. Relax, come, relax. Attenzione ancora Rosberg, ci prova, il Kuma prova a chiudere. Il Kuma è rimasto all'interno e riesce a tenere la posizione. C'è Hamilton ragazzi, c'è Gigi Hamilton, mamma mia Hamilton Alonso, che duello, c'è il super duello. Io me ne sto buono qua, fate quel cazzo che volete. Attenzione. Comunque in Bahrain non c'è stato nessun ritiro, vediamo se anche qua sarà così. Ardit, Comendone, Alonso, Hamilton, Rosberg ragazzi, Ferrari e Mercedes quest'anno. Sarebbe incredibile non vincere in Australia. E a Sepang, che sono le mie gare, ma rivincere in Bahrain e in Cina sarebbe una cosa incredibile, devastante, incalcolabile e anche inaccettabile forse. Però vedi, le qualifiche sono importanti. Comunque qua settimo posto, mi pare che in Australia era 12esimo addirittura. Le qualifiche sono fondamentali ragazzi, le qualifying session. Non frenare, non puoi frenare qua però, come se un pirla. Sono vicinissimi. Raga, al prossimo giro si va ai box. Ecco, Alfonsino ci supera, molto bene. È dura tenere. Comunque intanto si è ritirato Chiat nelle retrovie. Ma niente safety car, nulla di nulla. Qualcuno da ai box. Mamma mia, questo è buono. Sorpasso micidiale ragazzi. Carburante basso che devo andare ai box. Ne ho bisogno dopo, ne ho bisogno. Dai ragazzi. Pneumatici duri. Sì, le gomme dure come il mio pacco, ma dobbiamo assolutamente tenere qua la posizione. Ti aspettiamo, rientra ai box in questo giro. Vediamo se riusciamo a tenere la posizione su Rosberg, che è quello che a me interessa. Chiaramente qua Ricciardo è più veloce al DRS. Via, mi superano tutti. Bravo, come bravo. E la teniamo. Grandi ragazzi, la teniamo.
vediamo qua Hamilton. Ok. Vai box. Chi va cazzo vai box? Hamilton. GJ box. GJ box. Io e GJ box. Adesso figa da far veloci però, eh. Vai, 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 vai. Oh no, no, così lento. Ho perso terreno. Ho perso terreno. Anche Hamilton ha perso secondo me. Qua Rosberg ne può approfittare. Miscela elevata. Devo cercare di spingere che se questa gara non la sopporto. Sì, merdaccia. Vabbè, Ericsson coglionazzo. Ha perso tante posizioni Hamilton con il valzer dei pit stop. Ma il problema è Rosberg, strategia azzeccata forse. Dovevo entrare anch'io probabilmente con Rosberg il giro dopo. Se in Bahrain ho fatto giusto, qua forse ho sbagliato, vabbè. Perché Rosberg, io posso anche non vincere la gara, ma voglio stare davanti a Nicolino. Perché Nicolino, ragazzi, è campione del mondo in carica in questa seconda stagione, che ancora mi rompe i coglioni. Ricordo che il comandante l'anno scorso è arrivato secondo e terzi nella classifica costruttori, dietro a Red Bull e Mercedes. Ok. Tanto Massa tiene ancora Hamilton, bravo Massa, bravo Pippo. Tutti ai box, tutti vanno ai box adesso. Comunque ci sarà comunque bagarre. Bisogna capire onestamente cosa riusciremo a fare. Ti prego, come. Mamma mia, palletto preso in pieno. Vediamo quante macchine riusciamo a superare. Vai, 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 vai. Alonso, Alonso, non riusciamo a stare davanti a Alonso. Siamo terzi però, siamo terzi, quindi anche Rosberg è davanti. No, Rosberg è quarto. Rosberg è quarto. DRS, proviamo a usare sto cazzo di DRS. Scalda le gomme. Scalda le gomme, Forest. Che siamo vicini ad Alfonso. Se stiamo, devo stare sotto il secondo nel rettilineo ottimale. Abbiamo ancora un giro da poter fare con questo carburante. Bravo Cube. E lo supera, e lo supera. Allora, cosa ho fatto? Oh, che penalità. Una volta che faccio il sorpasso decente, cazzo. Grande Cube, grande, grande garincina incredibile. Forse anche Ricciardo mi ha portato che devo tenere il carburante veloce per tentare il miracolo Ricciardo. Ma grandi secondi. Grandi secondi. Con il cuore, con il cuore. Che Ricciardo è distante, cazzo. Ricciardone è distante purtroppo. Sto tirando al massimo. La seconda parte di gara è positiva, la seconda parte di gara è positiva. Chiaramente Hamilton supera Alfonso. Ragazzi, mancano pochi chilometri, siamo al final lap. Final lap come andiamo, si è ritirato anche Maldonado intanto nelle retrovie. Due ritiri che non servono a molto per me. Stiamo soffrendo in quest'ultimo giro come disperati. Attenzione. Carburante basso, stiamo rischiando. Mamma, ci rischiamo. È tornato tutti male, ma si rischia. Siamo proprio al limite, ragazzi, al limite. Gara al limite. Andiamo a casa, Beppe, andiamo a casa. Mamma mia, adesso Hamilton ci proverà. Io rimango di qua. Ok, Hamilton mi ha superato come da previsione. Anche Rosberg, no, però. Inchioda, 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 inchioda. Mi supera Gigi. Ma ha superato Gigi, vai.
Peccato, terzo posto, ho perso una posizione. Vaffanculo, maledetto Gigi. Ha fatto un bel sorpasso, d'altronde devo tenere il carburante basso. È andata male. Però insomma davanti a Rosberg ci siamo. Vediamo un po' di tiri, avete abbandonato i Chiat. Classifica, siamo in testa solo per 3 punti, ma grande Kuma, grandissimo. Classifica costruttori secondi, almeno 20 punti. Buona raga, un saluto del comandone. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.